Nel merito della vicenda ovviamente ci sarebbero tante cose da dire, ma a me quello che preme sottolineare in questa fase è che non stiamo discutendo dell'onestà del sindaco Franceschi e dei suoi assessori, perché questo non viene messo in discussione nemmeno dall'accusa che non rileva nessun vantaggio patrimoniale o di altra natura nelle nostre azioni. Quello di cui stiamo discutendo è cosa può o non può fare un amministratore pubblico. Aver dato dei suggerimenti su come migliorare la raccolta differenziata al funzionario in vista del nuovo bando, aver chiesto di abbassare la cifra facendo risparmiare oltre 100.000 euro al comune, è turbativa d'asta, è abuso d'ufficio e allo stesso tempo dire al comandante dei vigili non dedicarti all'autovelox e all'etilometro ma pensa agli abusi edilizi e alle false residenze, è abuso d'ufficio, è violenza personale sul comandante dei vigili. Io questo non lo so, francamente lo deciderà il giudice durante il procedimento, però francamente credo di avere la coscienza a posto, di aver sempre lavorato nell'interesse esclusivo della cittadinanza e dei miei cittadini e credo che qui si stia discutendo più che altro del ruolo dei sindaci e degli amministratori pubblici. Possiamo incidere in qualche maniera o dobbiamo lasciare tutto in mano ai funzionari?